Vi avevo promesso e speravo di non farlo. Devo fare questo aggiornamento, diciamo, della scossa di terremoto che è avvenuta in Indonesia. In effetti, ragazzi, c'è stata una vittima, 4 feriti e purtroppo 100 case danneggiate, ragazzi. Quindi non è che non è successo proprio nulla, quindi qualche cosa è successo. Quindi questo, ciao avvocatella. Quindi queste sono le notizie che sono confermate. In effetti la scossa di terremoto di ieri, che dicevano essere di 7,4, in realtà era di 6,9 a largo delle coste dell'isola indonesiana di Java. Quindi ragazzi, il villaggio più colpito è Pengasari. Danneggiati purtroppo anche uno stadio e un ospedale. Quindi una persona deceduta non per il sisma in effetti, ragazzi, perché dalla paura gli è venuto un attacco di cuore, quindi non è che è morto a causa del terremoto, è morto per la paura. 4 sono rimasti feriti e almeno 100 abitazioni sono rimaste molto molto danneggiate. Quindi questo è quello che, diciamo, stamattina riporta il sito, diciamo, indonesiano. Quindi queste sono le conseguenze del terremoto, diciamo, di ieri, di magnitudo 6,9 al largo delle coste. E si chiede la paura, avvocato, sì. E non è la prima volta che leggo questa cosa così, che una persona anziana, diciamo, ha un attacco di cuore mentre succede un terremoto, la paura stessa. Quindi credo che sia normale perché non è la, ti ripeto, non è la prima volta che leggo una cosa così. Perché anche altre volte ho letto qualcosa, una persona è morta per attacco di cuore e dico ma come mai? Allora secondo me deve essere normale. Forse è la paura stessa, non lo so, ma credo di sì. Quindi ragazzi, diciamo l'aggiornamento è questo qua. Una persona purtroppo dalla paura, per forza non credo altro, e ha avuto un attacco di cuore e diciamo è morta. 4 persone sono ferite e 100 abitazioni sono danneggiate diciamo in modo pesante. Quindi questo è quello del terremoto in Indonesia ieri, che io avevo detto essere di 7,4, ma in realtà dopo hanno calcolato di nuovo era di 6,9, quindi non era di 7,4 e quindi non c'è stato poi a finale il famoso tsunami. Ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo più tardi. Ciao avvocate.